È un silenzio intenso, carico di dolore, quello che ha accolto il feretro di Alessandra Zorzin sul sagrato del Duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore. Ad accogliere Alessandra, 21 anni, vittima mercoledì 15 settembre di femminicidio per il suo ultimo viaggio, i genitori, il compagno, sorretto dai familiari. Sulla bara chiara un cuscino di rose rosa e delle calli, fiori delicati, come era delicata e dolce Alessandra. Al loro fianco i primi cittadini di Montecchio Sovizzo, la consigliera regionale Milena Cecchetto, ma soprattutto gli amici e tanta gente che conosceva la giovane mamma. Tanti hanno in mano un fiore portato da casa o consegnato fuori dalla chiesa, un fiore che per i genitori di Alessandra vuole essere un simbolo di amore da donare a chi ci sta più vicino. Le parole sono di conforto, di resurrezione, come quelle nella lettura del Vangelo secondo Giovanni che parla di Lazzaro. Le parole di Don Paolo nell'omelia sono per i familiari, per chi conosceva Alessandra, oggi sconvolti dalla tragedia. Ciascuno di noi presenti vive un sentimento particolare. La maggioranza certamente prova dolore perché la ferita fa male. L'invito è ad andare avanti, a credere nella parola di So Gesù che che è Alessandra resurrezione. risorgerà. Il feretro di Alessandra esce dal Duomo, accompagnato dalle note di What a Wonderful World di Armstrong e poi ancora quel silenzio assordante che è come un grido di dolore contro i femminicidi, come lo stesso sindaco di Montecchio Gianfranco Trappola ricorda stringendosi al dolore dei familiari. La violenza si vince solo se riconosciuta e condannata da tutti a tutti i livelli. Per questo facciamo appello a tutte le istituzioni che si impegnino maggiormente in questa azione, perché il rispetto verso le donne divenga il principale valore della nostra società. L'ultimo saluto del compagno di Ale, dei suoi familiari e dei tanti amici è stato affidato ai messaggi scritti con i pennarelli indelebili su quella bara bianca che ha portato via per sempre la loro Alessandra, ora diventata un bellissimo angelo.